prese per... Allora, buongiorno a tutti. Allora, apro innanzitutto questo incontro offrendo la totale solidarietà alla popolazione dell'Emilia-Romagna, colpita gravemente nei giorni scorsi da un'ondata di maltempo senza precedenti. Maltempo che ha creato allagamenti in aree geologicamente fragili e che richiedono una costante e totale cura e messa in sicurezza del territorio. Dovremmo abituarci a cambiamenti climatici sempre più frequenti che ci costringono a dover intervenire con celerità, ma se il territorio venisse curato adeguatamente, tante catastrofi si potrebbero evitare e comunque attenuare tramite un'attenta prevenzione. Molto è stato fatto, ma rimane ancora un percorso molto lungo da percorrere. Soprattutto si rende sempre più necessario, vista l'alternanza di periodi siccitosi a periodi fortemente piovosi, di creare invasi per recuperare l'acqua piovana sempre più preziosa e nel contempo vasche di laminazione per contenere le piene improvvise della rete idrica. Basti pensare che in questo periodo di forte intensità di piogge risulta recuperato solo l'11% dell'acqua caduta del cielo. Intanto la settimana scorsa è stato approvato il progetto di legge del quale sono primo firmatario, che prevede l'istituzione della giornata ecologica regionale, un progetto importante che sottolinea quanta sensibilità ci sia nella nostra regione in merito alle problematiche ambientali. E questo è stato approvato martedì nell'ultimo Consiglio regionale. Io stesso nei mesi scorsi mi ero occupato anche di argomenti interessanti come quello della desalinizzazione delle acque marine, il tutto nell'ottica della tutela dell'ambiente, visti anche i danni provocati dai cambiamenti climatici che alternano periodi di lunga siccità con altri estremamente piovosi a causa di alluvioni e criticità nel nostro Paese. La sensibilità nei confronti dell'ambiente aumenta sempre di più, il tutto nell'ottica di una transizione ecologica verso un mondo sempre più green. Sulla gestione delle acque si è giunti al punto che ormai è necessario affrontare profonde riflessioni sullo sfruttamento di nuove forme di energia e risorse idriche. Non possiamo più permetterci di disperdere una preziosa risorsa come l'acqua, che diventerà sempre di più l'oro bianco del futuro. Dobbiamo affrontare ormai con intelligenza il cammino verso la transizione ecologica, facendo anche un tesoro di tutte le esperienze altrui. Basta pensare agli impianti realizzati negli anni in Israele, sfruttando le poche risorse idriche del paese che si affaccia sul Mediterraneo, creando ad esempio flussi di riciclo delle acque e riutilizzo a scopi agricoli. Dobbiamo affrontare un rinnovamento culturale in materia ambientale e dare concretezza alle idee che possono aiutare la transizione verso un'economia più green. Non vedo sinceramente altre alternative in questo momento. Dobbiamo aiutare anche quelle esperienze sul nostro territorio veneto che stanno affrontando un nuovo concetto di agricoltura verde. In Italia, ad esempio, ci sono circa 339 app legate al mondo dell'agricoltura intelligente e vere e proprie eccellenze anche sul nostro territorio e di comprovata esperienza nel campo dell'acquaponica, del telerilevamento e dell'agricoltura di precisione. Aziende attivamente coinvolte in progetti innovativi finanziati dal programma di sviluppo rurale del Veneto come il progetto Smart App, versione intelligente dell'acquaponica, pratica che unisce l'acquacoltura, che è la piscicoltura, e idroponica, coltivazione fuori dal suolo. Con l'acquacoltura idroponica si prevede infatti un uso sostenibile delle risorse, riciclaggio chiuso e continuo dell'acqua, con coltivazione senza utilizzo di fertilizzanti chimici o di sintesi del tutto indipendente dal fabbisogno idrico, termico ed elettrico. Ecco che oggi ho pensato di invitare alcuni esperti del settore che sono qui presenti. Ringrazio pertanto Andrea Zorzi, che ho conosciuto di recente, che ho visitato anche la sua azienda, Matteo Zomo e Johnny Moretti, che poi ci illustreranno questo innovativo metodo di fare agricoltura che è l'acquaponica. Ringrazio anche la presenza del sindaco Moreno Giacomazzi, dell'assessore all'agricoltura Federico Marconato e dell'assessore Ornella De Santi. Io vi invito intanto a venire qui
e il sindaco e l'assessore magari di fare qualche intervento, anche i 3 relatori che poi continueranno insomma a spiegare questo innovativo modo di fare agricoltura. Se volete venire, grazie. Mettete pure qua. Assessore, quindi introduco io, faccio il saluto. Allora io ringrazio ovviamente la Regione per l'ospitalità, ringrazio il consigliere Giulio Centenaro che ha organizzato questo giorno, che è un giorno che dalla premessa che ha fatto il consigliere è azzeccatissimo, perché comunque sappiamo l'elenco che ha fatto delle difficoltà che sta vivendo ora l'Emilia Romagna. Si sa che al di là del cambiamento climatico, diciamo così, la responsabilità è anche per le manutenzioni che devono essere assolutamente fatte. Diciamo che l'argomento è giusto, io conosco ovviamente la realtà di Radici Azzurre, di Andrea Zorzi e i suoi collaboratori, le abbiamo inaugurate circa 1 anno e mezzo fa, mi sembra, no? Più o meno era quello il tempo. Sì, quello diciamo ufficiale. Abbiamo visitato l'azienda il 30 di aprile, quest'anno abbiamo fatto un tour, ci siamo fermati lì e abbiamo visto quello che era un progetto che è diventato poi realtà. Una realtà che al di là della coltivazione è la gestione dell'acqua e il valore dell'acqua che è fondamentale. Quindi io ovviamente ringrazio a nome della cittadinanza di San Giustino in Colle perché comunque siamo onorati di avere questa azienda che è dal mio punto di vista il futuro della coltivazione, perché comunque è un sistema innovativo, un sistema che arriva dalla Sud America, no? Perché comunque è partito da lì, che dopo lo spiegherà comunque Andrea. È una, diciamo così, una modalità di coltivazione che è stata forse partita per caso e poi studiata ovviamente dai ricercatori e portata a Santa Giustina in Colle e anche nel Trevigiano, no? Quindi comunque ci sentiamo onorati perché comunque da quello che è stato detto, e poi ripeto lo dirà, viene portata poi in tutta Italia e comunque il punto di partenza è proprio diciamo il nostro paese, quindi noi siamo molto onorati di questo e speriamo, lo dico speriamo e sono certo perché comunque come vedete sono giovani che lavorano nell'agricoltura, sono dei ricercatori e comunque si deve poi adattarsi ai cambiamenti climatici, se non anche alle modalità che sono state finora adottate dai nostri agricoltori. Chiaramente non si deve stravolgere perché il concetto di base è sempre quello, però comunque l'innovazione serve appunto per affrontare le difficoltà che siamo costretti a affrontare ogni giorno. Quindi complimenti ad Andrea e ai suoi collaboratori, bara colleghi, no? Quindi hanno detto che c'era scritto là, invece sono costretto a fare come il docente a girarmi perché quindi Matteo Giomo e poi abbiamo Johnny Moretto, io conosco Andrea anche se ho già visto i ragazzi, comunque ecco io vi faccio un bocca al lupo anche per la presentazione che farete adesso e per chi non conosce questa realtà invito già direttamente a far visita, dico lo stabilimento che hanno la sede di San Giustino in Colle dove potete vedere ciò che poi loro spiegheranno. Quindi grazie per quello che state facendo e in bocca al lupo e chissà che questo diciamo, nuovo sistema di coltivazione diventa contagiosa in tutta, non dico l'Italia, ma in tutta Europa quantomeno perché del resto del mondo in parte è già adottata. Quindi buona continuazione e buona relazione. Grazie. Ci tenevo anch'io a fare i saluti, ringraziamento a Giulio che ha organizzato questa bella mattinata, al mio sindaco Moreno Giacomazzi, all'assessore De Santi che ci accompagna sempre in queste belle avventure e ai nostri concittadini che ci hanno seguito anche oggi a Palazzo Ferrofini. Sicuramente oggi è un giorno importante, questa conferenza sicuramente ha un valore ancora più simbolico perché comunque ci tengo anche a ringraziare la nostra protezione civile che è andata ad aiutare l'Emilia Romagna e ci tengo molto a ringraziare personalmente decine di agricoltori che io conosco personalmente nella zona alluvionata che stanno continuando a dare una mano a tutta la cittadinanza e hanno addirittura offerto i propri terreni per essere allagati per risparmiare i paesi, per cui sicuramente l'agricoltura oggi più che mai è sempre il nostro protagonista nella nostra società. E soprattutto davanti a queste tragedie, secondo me non si è mai troppo piccoli per fare la differenza, per cui anche una realtà come Radici Azzurre, che io conosco personalmente, ho avuto modo di conoscere fin dalla nascita e conoscendo da sempre la famiglia, che è sicuramente una piccola realtà, però è un modello, un sistema che si può replicare. Noi oggi abbiamo bisogno non solo di
grandi cose, ma di modelli che ognuno di noi può replicare per aiutare tutti insieme il nostro ambiente, perché l'ambiente non si aiuta con le leggi o con qualcuno farà per me, ma tutti dobbiamo fare qualcosa, per cui ascolteremo questa bella relazione oggi che secondo me il principio è proprio questo, quindi ringrazio Johnny, Andrea e Matteo per la loro sicuramente interessante relazione. Grazie a tutti. Sì, adesso lascerei la parola ai relatori, sono diciamo tutto noi, no? E quindi grazie e buon lavoro. Grazie mille. Bene, rinnovo i ringraziamenti a tutti quanti, soprattutto a questa organizzazione di questa bellissima giornata, e speriamo di poter dare degli spunti interessanti per cambiare un po' quelle che sono, diciamo, le sorti del pianeta, no? Come diceva giustamente Federico, ognuno deve fare la sua parte e noi stiamo dando il 100% per farla. Allora, mi presento, sono il dottor Andrea Zorzi, sono laureato in tutela e riassetto del territorio all'Università di Padova e sono anche il legale rappresentante dell'azienda Radici Azzurre che si trova appunto a Santa Giustina. Siamo un'azienda proprio giovanissima, però siamo carichi di idee nuove, idee sostenibili, anzi ecosostenibili, e quindi vogliamo diffondere, vogliamo far sì che tutti possano conoscere la nostra realtà. Oggi parliamo, come diceva giustamente il consigliere Giulio Centenaro, della risorsa acqua, che è l'oro bianco o l'oro trasparente, come lo chiamo io. E è una risorsa preziosissima che abbiamo visto che in realtà a volte, dovuto al cambiamento climatico, può causare danni, ma allo stesso modo li causa quando non è presente, no? Quindi nei periodi di siccità che, come abbiamo visto, sono sempre più frequenti. Quindi ecco, abbiamo incentrato questo evento nello spiegare una tecnica di agricoltura innovativa. Chiaramente non è l'unica soluzione per far fronte al cambiamento climatico, ma è sicuramente una chiave vincente per farne fronte. Ecco, iniziamo la nostra presentazione. Come avete visto, il titolo è appunto l'acquaponica per un modello di agricoltura sostenibile per preservare e proteggere la risorsa acqua. Partiamo dal problema, no? Come mai siamo arrivati appunto a sviluppare un sistema agricolo a basso impatto ambientale che protegga la risorsa acqua? Perché in realtà l'agricoltura per adesso, l'agricoltura tradizionale, è basata un po' su combustibili fossili, no? Come sappiamo, su pensare di avere risorse d'acqua illimitate e soprattutto nel pensare di avere un clima stabile. Ovviamente questo non è più possibile. Perché? Perché abbiamo risorsa petrolio in esaurimento, combustibili fossili, scusate, in esaurimento, l'acqua abbiamo visto che non c'è oppure ne viene troppa, ok? Quindi dobbiamo fare un po' di marcia indietro. L'utilizzo per esempio di combustibili fossili in agricoltura, basta che pensiamo alla maggior parte delle macchine agricole o sistemi di raccolta, è tutto basato appunto nell'uso appunto di combustibili fossili, i fertilizzanti, tutti di sintesi chimica, la maggior parte ovviamente derivanti dal petrolio, i pesticidi, gli erbicidi, tutti quanti basati appunto sulla derivazione del petrolio. Per quanto riguarda appunto la nostra risorsa più preziosa, quindi l'acqua, è sprecata, ok? Possiamo dire così perché nonostante la terra sia coperta dal 70% d'acqua, solo un 2,5% è acqua dolce, ok? Quindi acqua che in teoria potremmo usare, ma non è del tutto vero perché il 99% di quest'acqua si trova appunto nel sottosuolo. Quindi possiamo accedere a un 1% e la maggior parte di questo 1% è mal utilizzata in agricoltura. Mal utilizzata non è un dispregiativo, è il fatto che appunto viene sprecata perché non ci sono neanche ancora metodi innovativi per utilizzarla e approfittarla al massimo, diciamo. E veniamo al cambiamento climatico. Abbiamo visto purtroppo i nostri connazionali dell'Emilia Romagna colpiti, no? Da questi eventi improvvisi, queste bombe d'acqua, come le chiamiamo, e sono dovute esattamente a questo, a quello che è il cambiamento climatico, che in realtà cambiamento climatico sarebbe il suo termine giusto. Il termine giusto sarebbe riscaldamento globale. Il cambiamento climatico è stato coniato nel tempo e
questo cambiamento climatico o riscaldamento globale ci sta portando a tutta una serie di cambiamenti del nostro clima, quindi neanche le stagioni sono più le stesse di quelle che avevamo 40 anni fa, quindi anche l'agricoltura, che sappiamo che è direttamente collegata alle stagioni e tutta una serie di previsioni appunto climatiche, non sarà più la stessa, quindi dobbiamo far fronte anche a questo. Oltre a tutto ciò, il cambiamento climatico è dovuto anche dall'agricoltura, in altre parti del mondo chiaramente, che causa quella che è la deforestazione. La deforestazione è una diretta, protagonista del cambiamento climatico. Addirittura l'ultimo rapporto dell'IPCC parla del discorso acqua come un tema centrale, quindi un tema che va sicuramente preso in considerazione. Ecco che da tutto questo problema un po', che ovviamente sono problemi non di quest'anno ma si risentono già negli anni passati, nasce un'idea possiamo dire internazionale, perché io mi trovavo in Ecuador al tempo e con il mio collega Johnny Moretto, che peraltro è stato il mio relatore della tesi all'Università di Padova, ci siamo sentiti e ci siamo detti dobbiamo creare qualcosa per migliorare l'agricoltura. Io ero direttamente involucrato là, Johnny era qui in Italia e quindi abbiamo detto perché non facciamo qualcosa sull'acquaponica. Acquaponica, un termine strano che poi approfondirà Johnny. L'acquaponica è un sistema che già ti dà l'idea di risparmiare acqua, no? Acquaponica. Quindi ci abbiamo detto facciamo qualcosa, Johnny non ne sapeva molto, io stavo iniziando a approfondire l'argomento e abbiamo iniziato a scrivere un progetto. Per fortuna la regione con appunto i bandi del PSR aiuta progetti innovativi e quindi abbiamo iniziato a scrivere questo progetto che è appunto Acquaponica Smart, che il titolo suo modello e miglioramento economico della piccola e media azienda agricola, sostenibilità ambientale e monitoraggio e gestione semplificata dei big data, quindi di tutti i dati raccolti dal progetto. Ecco che abbiamo messo insieme dei partner, innanzitutto delle aziende agricole, perché la prima realtà che ha bisogno di risparmiare la risorsa acqua è appunto l'azienda agricola. Quindi abbiamo scelto 2 aziende neonate, la mia e quella di Johnny. Abbiamo messo insieme anche l'Università di Padova, in questo caso è stato il Dipartimento del DAFNAI che ci ha appoggiato in questo progetto, l'Istituto Agrario Sartor, ed è un istituto agrario, in realtà abbiamo pensato, ed è anche logico pensarlo, che siano i giovani che devono cambiare il futuro, no? Quindi assolutamente ho fortemente voluto involucrare quello che era un istituto agrario e anche diciamo un istituto dinamico, un istituto avanzato nel progetto e chiaramente l'associazione di categoria che è Impresa Verde Treviso Montebelluna. Ecco, questo progetto ha raccolto tutti questi elementi che poi comunque si è circondato di un'altra costellazione di persone e abbiamo lavorato insieme per sviluppare questo modello innovativo di acquaponica. E adesso lascio la parola al mio collega Johnny Moretto che spiegherà di più cos'è l'acquaponica. Bene, grazie Andrea e colgo anch'io l'occasione per ringraziare per questa opportunità, è davvero un piacere essere qui e poter divulgare la nostra esperienza. Io sono Johnny Moretto, sono un dottore forestale e ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con l'Università di Padova con un dottorato di ricerca e una serie di assegni dove la nostra attività si basava sul apportare innovazione nel territorio e nell'agricoltura. Nella mia esperienza ho avuto l'opportunità di approfondire tutto il tema del rilievo del territorio da sensoristiche e da remoto e l'applicazione di tecniche idrauliche sempre applicate alla gestione anche del rischio idraulico del territorio. Queste informazioni poi le ho applicate nell'ambito agricolo attraverso il trasferimento dell'innovazione attraverso i bandi del programma di sviluppo rurale nelle aziende agricole e proprio in una
sera, perché avevamo questo fuso orario tra Sud America e Italia, in uno scambio di idee tra me e Andrea, è nata questa idea, come diceva, dove provare a capire se aziende piccole, quali sono le tipiche caratteristiche del nostro tessuto agricolo, potessero sviluppare un modello economico attraverso l'acquaponica. Quindi non aziende dove si punta a fare elevata quantità, ma un'azienda piccola dove si basi sul principio della sostenibilità e della qualità del prodotto. E così è nata Moretto Farm, così è nata Radici Azzurre e da lì è nata l'avventura del progetto Smart Up. Il progetto Smart Up quindi utilizza non l'acquaponica come fine, ma come mezzo per unire questi due concetti a volte difficili da coniare per un'azienda agricola, che è la sostenibilità e la sostenibilità sia ambientale ma anche di quella economica. Come ci siamo riusciti e qual è stata la sfida? L'acquaponica, come è stato giustamente introdotto all'inizio, si basa innanzitutto su due principali mezzi, che è la scienza dell'acquacoltura, quindi l'allevamento del pesce, e l'idroponica, la coltivazione fuori suolo. In estrema sintesi, il pesce fornisce il nutrimento per le piante e le piante assorbono lo scarto, diciamo così, la deiezione del pesce e lo assimilano, quindi crescono e fitodepurano l'acqua per il pesce. Se ne crea quindi un circuito chiuso nel pieno rispetto dell'economia circolare che fa sì di non sprecare questa risorsa. E questo è il motivo per cui si dice che con l'acquaponica si arriva a risparmiare fino al 90% rispetto a coltivazioni in pieno campo, proprio perché l'acqua non viene mai sprecata. E questo quindi di fatto va a migliorare quello che era una criticità legata sia all'acquacoltura che all'idroponica. Non a caso le acquacolture le vediamo o in mare aperto o a fianco a fiumi. Perché? Perché c'è sempre bisogno di ricambio d'acqua pulita, proprio perché il pesce ha bisogno di vivere in un ambiente sano e quindi ha bisogno di un ricambio d'acqua costante. Lo stesso vale per l'idroponica. Può avvenire che in talune condizioni sia necessario cambiare l'acqua del sistema, perché in un certo senso è poi un po' come avviene con noi, quando assumiamo ad esempio una pastiglia non tutto assorbiamo di quei principi attivi, quindi si creano degli accumuli nell'acqua che rendono necessario il cambio d'acqua. L'acquaponica invece prende i fattori critici di un sistema e li tramuta in un vantaggio, quindi lo scarto derivato dall'acquacoltura diventa un fertilizzante per le piante e le piante in un ambiente organico, quindi da soluzioni derivate quindi dal pesce, assorbono quello che serve e tornano l'acqua pulita al pesce, quindi non c'è spreco. E quindi il principio del funzionamento è tutto basato su questo. Lo scarto viene trasformato da dei microorganismi che entrano nel ciclo dell'azoto, microorganismi che sono dei batteri naturalmente presenti nel terreno, e viene creato questo, mi piace chiamarlo ecosistema, perché si parla di creare un equilibrio. Quando si parla di acquaponica, forse erroneamente qualcuno pensa che si accelera il ciclo produttivo, in realtà non è vero, in realtà c'è un massimo rispetto del ciclo produttivo di una pianta, infatti non c'è nessuna accelerazione, ma bensì c'è il ricreare le condizioni ottimali di crescita della pianta. Quindi abbiamo un sistema con dei biofiltri che convertono questo scarto in un fertilizzante, quindi da ammoniaca a nitrito a nitrato. Questo nitrato diventa la fonte nutritiva per le piante fitodepurano l'acqua per i pesci, noi in cambio abbiamo un raccolto. E da qui ci sono varie possibilità, da qui ci sono vari sistemi, infatti non è un caso che probabilmente se andassimo a visitare vari impianti di acquaponica in Italia e nel mondo, ognuno è diverso, proprio perché ancora non c'è uno standard di gestione di questi impianti. E questo è stato proprio un modo di operare del progetto Smart Up. L'obiettivo del progetto Smart Up era proprio quello di individuare quello che era il business model, cioè il modo di lavorare per rendere questa pratica profittevole. Nel sistema possiamo avere varie tipologie di metodi di coltivazione.
un metodo classico, quello che vediamo nella slide, si chiama media bed, è un sistema dove abbiamo delle vasche contenenti dei substrati inerti, come in questo caso ad esempio l'argilla espansa piuttosto che delle ghiaie, e hanno la funzione sia di vasche di coltivazione ma allo stesso tempo anche vasche per fare questo biofiltro, quindi convertire l'escremento del pesce in un fertilizzante. Possiamo anche invece utilizzare sistemi alternativi come questi sistemi galleggianti, che si chiamano floating system, tutti sistemi che hanno due vantaggi principali. Innanzitutto l'altezza, quindi non abbiamo un orto a terra, diciamo, abbiamo un orto rialzato, e questo ci permette anche di creare un sistema privo di barriere architettoniche, quindi anche tutto il tema legato all'inclusione sociale in questo sistema sarebbe possibile, e allo stesso tempo le verdure sono già più pulite, perché non essendo a contatto con la terra, la verdura è pulita e sono nickel free, quindi prive di nickel, quindi anche questa eventuale intolleranza può essere gestita con questi sistemi. E poi si apre il tema del verticale. Il tema del verticale è un sistema interessante perché pensate una serra come le nostre da 480 metri quadri, in un sistema interamente gestito verticale potrebbero ospitare fino a 10.000 piante, che vuol dire più di 4 volte quello che potremmo normalmente gestire in pieno campo, a parità di superficie, e investendo eventualmente, come farà vedere poi anche il collega, ambiti non coltivabili normalmente, come riutilizzo di capannoni o aree invece meno gestibili con l'agricoltura classica. Questa invece che vi faccio vedere si chiama Wicking Bed, è una tecnica che ho preso in Australia, nazione diciamo più abituata a risparmiare l'acqua rispetto a noi, proprio perché questa è una risorsa che manca particolarmente, ed è l'unico sistema che permette anche di coltivare tutto quello che cresce sotto il suolo. Infatti per storicità l'idroponica fuori suolo permette di coltivare tutto quello che avviene nella parte aerea, quindi la parte fuori suolo, ma il sottosuolo possiamo coltivarlo con questo sistema che si chiama Wicking Bed e prevede delle vasche con del terriccio che vengono rabboccate sempre con l'acqua del sistema. Questo sì è un sistema a perdere, però ci permette sempre di centellinare, diciamo così, l'acqua utilizzata e gestirla nel modo ottimale per coltivare quella che è la parte del sottosuolo, quindi pensiamo alle patate, alle carote ad esempio. In sostanza quindi l'acquaponica permette in prima battuta di risparmiare acqua, e questo è il suo pro, e allo stesso tempo non permette di utilizzare fitofarmaci, non tanto per etica di comportamento ma per esigenza. Proprio per il fatto che pesci e piante devono vivere insieme bisogna creare un ambiente salutare, quindi l'introduzione, pensiamo ad esempio a trattamenti consentiti in agricoltura biologica, mi viene a citare ad esempio un rame, nel nostro caso non sarebbe fattibile perché è incompatibile con il pesce. Che svantaggi abbiamo? Chiaramente non è tutto bello, è chiaramente una tecnica dove ad oggi, anche grazie al progetto Smart Up e alla letteratura internazionale, ci sentiamo di dire che è una tecnica consolidata, quindi il modo di lavorare c'è. È sicuramente ancora una tecnica che ha ancora bisogno di supporto al fine di sviluppare eventuali filiere di cooperazione e di produzione, proprio anche per sviluppare le quantità giuste anche per affrontare chiaramente il mercato. E da qui introduco molto brevemente l'esperienza mia con l'azienda agricola mia, e Moretto Farm è stata quindi questa azienda che ha iniziato assieme a Radici Azzurre l'esperienza con una serra di 480 metri quadri. È stata un'azienda pilota per il progetto, dal quale abbiamo sostanzialmente individuato quello che è il business model, il modo di lavorare corretto, dal quale poi abbiamo sviluppato tutta una serie di altri ragionamenti, ma sostanzialmente oltre all'acquaponica il pro che c'è stato alla base è stato quello di renderla indipendente, nel senso di recuperare l'acqua piovana, quindi la fonte idrica, seppur viene utilizzata in minor quantità, viene anche recuperata dall'acqua di pioggia. Abbiamo abbinato un sistema fotovoltaico per abbassare la necessità elettrica e un sistema di riscaldamento, sempre grazie a un progetto PSR, il Programma Sviluppo Rurale, con il riutilizzo delle biomasse a scopo energetico per cercare di aumentare la temperatura nei periodi invernali. In questo punto rilascerei la parola ad Andrea per presentare la sua realtà.
Ecco, grazie Johnny. Allora, appunto, come dicevamo all'inizio, Radici Azzurre ha partecipato pienamente nel progetto ed è stata appunto l'azienda nel quale tutto il know-how del progetto è stato incanalato nel sistema finale, diciamo definitivo, di acquaponica sostenibile, no? Quindi abbiamo appunto l'impianto, esattamente come quello che ha Johnny, verranno implementati dei biolaghi, come diceva appunto Johnny, per recuperare l'acqua piovana, che è preziosissima, nonostante noi davvero facciamo piccoli rabbocchi, ok? E appunto parliamo di un 5% a volte al giorno, ok? Però comunque anche l'acqua che diciamo che ci preleviamo per il sistema andiamo a recuperarla, quindi praticamente diciamo che impatto idrologico siamo appunto zero. E ovviamente con il sistema termocompost riusciamo a recuperare calore, energia elettrica dall'impianto fotovoltaico e addirittura stiamo implementando quella che è l'insect farming, quindi la produzione casalinga di insetti per alimentare i pesci. Quindi andiamo a chiudere completamente quello che è il circolo produttivo del sistema e soprattutto renderlo off-grid, come lo chiamano gli americani, renderlo 100% off-grid. Oltre alle nostre due realtà abbiamo iniziato a sviluppare altre realtà in giro per l'Italia e anche in territorio veneto, che adesso il mio collega Matteo Giomo vi illustrerà, per poi finire con le conclusioni e i consigli. Prego. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare intanto Andrea e Johnny per aver presentato la parte prima di me e tutti qui presenti. Mi introduco un attimo, sono Matteo Giomo, sono laureato in ingegneria ambientale presso l'Università di Padova e ho iniziato il mio percorso con Johnny e Andrea più o meno nel 2019, quando ho fatto uno stage presso l'azienda di Johnny, in cui sostanzialmente mi aveva chiesto di dimensionare dei tubi, delle pompe per l'impianto. E sì, così sinceramente ho fatto questo lavoro senza pensare a tanto, senza pensare alle conseguenze. Poi però invece vedendo tutto il processo di realizzazione, di costruzione della serra e di produzione, di coltivazione anche di ortaggi, mi sono veramente reso conto che è veramente un sistema sostenibile, permette di risparmiare tantissima acqua e porta un sacco di benefici al nostro territorio locale. Quindi da questa esperienza passata, da questa esperienza vincente, è nato un po' un gruppo giovane e vediamo qui il primo caso di impianto che abbiamo realizzato presso l'istituto Il Polo di Cutro in provincia di Crotone. Questo impianto è stato finanziato dal PON, quindi da questa iniziativa in cui alle scuole sono stati dati dei fondi per realizzare i cosiddetti laboratori green. Quindi abbiamo proposto la nostra idea alla scuola, che l'ha accettata. In questo caso l'impianto è grande circa 200 metri quadri. Ci sono 66 colonne di coltivazione vertical, il metodo che ha introdotto prima Andrea, per un totale di circa 2500 piante. Oltre a questo abbiamo realizzato anche un piccolo impiantino presso una scuola primaria a Cugiono. In questo caso c'erano studenti per lo più delle elementari e medie, quindi diciamo anche noi ci siamo adattati per fornire un sistema funzionante anche a questo tipo di ragazzi. E sempre al sud abbiamo realizzato un altro impianto a Terlizzi. In questo caso si tratta di un sistema idroponico situato all'interno di un capannone, quindi si può pensare come un'idea di realizzare degli impianti all'interno di capannoni magari in disuso, quindi di rivalorizzare degli spazi non più usati.
In questa idea si può pensare quindi anche di realizzare impianti, ad esempio, sopra gli edifici magari di centri commerciali, oppure in altri spazi dove l'agricoltura tradizionale non è implementabile. Sempre in provincia di Bari abbiamo realizzato questo piccolo impiantino un po' diverso dagli altri di idroponica per la coltivazione dei microgreens, i cosiddetti microortaggi. Una particolarità di questo impianto era che era particolarmente sviluppato dal punto di vista tecnologico, perché abbiamo inserito una grande quantità di sensori contornati da tutto il sistema di app che monitora l'impianto nei principali parametri vitali, quindi la temperatura, l'umidità dell'aria, la pressione, il livello dell'acqua, il pH e la torbidità. Infatti uno dei problemi, tra virgolette, principali di questi impianti, oltre all'investimento iniziale, sia quello della manutenzione, ossia serve qualcuno che ci stia dietro, che controlli i vari parametri e che tutto l'ecosistema funzioni bene. Quindi abbiamo, tra virgolette, risolto o cercato di risolvere questo problema attraverso l'introduzione di questa applicazione per semplificare tutto il processo il più possibile. Ecco qualche impianto in fase di costruzione, come dicevamo prima, un impianto di acquaponica presso l'Istituto Domenico Sartor di Castelfranco Veneto. In questo caso, come anche nei precedenti, gli impianti sperimentali, così tra virgolette, di Johnny e Andrea sono stati migliorati, sono state aggiunte delle innovazioni. Ad esempio posso citare, sono stati fatti degli aggiustamenti per renderlo disponibile anche per studenti disabili e soprattutto anche per scopi educativi. Un altro impianto in fase di costruzione proprio in questi giorni è quello di Mirano. Qua si tratta dell'impianto più grande in Italia che abbiamo realizzato, e anche in questo caso sono stati fatti degli adattamenti per studenti disabili perché sia agibile da tutti. Ecco un impianto dall'altra parte del mondo che ha realizzato Andrea, è quello a Quito in Ecuador, e rispetto agli impianti che sono stati fatti qua è stato realizzato è un po' diverso, è stato realizzato solamente con materiali quindi reperibili nel posto. Un altro sistema interessante che abbiamo ideato è un sistema più pensato per diciamo a scopo familiare, a scopo casalingo, quindi che anche una famiglia possa avere un impiantino di acquaponica per autoalimentarsi. Quindi anche qua mi viene in mente, proprio toccando con mano la mia realtà, quindi anche ecco, i miei nonni che sono un po', diciamo, fanno difficoltà a tenere l'orto, eccetera, ho proprio pensato che per loro magari sarebbe utile avere un impiantino per evitare di raccogliere, di fare tutte le lavorazioni necessarie per ecco, produrre tutte le verdure. Oltre a questo, per noi è molto importante la parte di divulgazione, perché come io agli inizi, come Andrea e Johnny agli inizi, non sapevamo cosa fosse l'acquaponica, non sapevamo tutti i vantaggi, non sapevamo minimamente che opportunità poteva dare alla società d'oggi. Quindi ci siamo posti l'obiettivo anche di far conoscere non solo la nostra realtà, ma tutti gli aspetti e tutti i vantaggi, sia agli agricoltori, ma soprattutto alle nuove generazioni, per diciamo, coltivare questa nuova idea e diffonderla sempre di più. Quindi, ecco, andando verso la fine di questa presentazione, diciamo, possiamo riassumere un po' tutti gli aspetti che abbiamo visto.
Quindi oltre ai vantaggi di risparmio idrico importantissimi, oltre al non uso dei fertilizzanti e pesticidi chimici, e possiamo dire che sono impianti che è un sistema che produce fino a 3 volte rispetto ai sistemi tradizionali. E inoltre, come dicevo io, è adatto a persone disabili, è adatto a persone che magari hanno difficoltà motorie. E gli unici due, ecco, alcuni problemi sono l'investimento iniziale, in quanto il sistema dell'acquaponica produce tantissimo e fa risparmiare tantissima acqua a fronte di un investimento iniziale. E per questo, come è successo a Johnny e Andrea, si sono avvalsi degli aiuti del progetto di sviluppo rurale, e anche per le scuole diciamo che sono state aiutate dal PON. E quindi anche l'altro aspetto un po' problematico sarebbe la divulgazione e la diffusione, diciamo far conoscere alla gente sia il valore dell'impianto, sia tutto l'aspetto di risparmio, ma anche il valore del prodotto che si può produrre. Un prodotto assolutamente naturale, come diceva Johnny, e niente. Grazie a tutti. Ci sono domande. Io faccio notare una cosa, se vi può interessare. Domani a Bruxelles il presidente Zaia, assieme ai presidenti della Lombardia e dell'Emilia, dovrebbe parlare dell'inquinamento nell'area, nel bacino padaneo, e sotto accusa da parte della Commissione c'è anche parte dei metodi di produzione in agricoltura. Per cui potremmo aggiungere tra le cose dell'acquaponica intelligente che non è inquinante, ed è già un fattore molto importante in vista anche delle politiche comunitarie, io credo, perché pensare che tra le cause dell'inquinamento nel bacino padano vengono messi i trasporti come primo fattore, il riscaldamento abitativo, la produzione industriale e poi l'agricoltura, che è sotto accusa soprattutto per alcune tipologie di inquinamenti che si diffondono nell'aria, oltre che il consumo di acqua. Qua non abbiamo né fattori inquinanti, anzi abbiamo fattori di tutela del territorio. Ecco un'altra cosa. Ci sono delle domande? No, ecco qua, prego. Volevo chiederti, visto che i pesci hanno un ruolo fondamentale nel ciclo dell'acquaponica, l'iticoltura derivante dal punto dell'allevamento dei pesci può avere anche questa comunque un riscontro economico, un sistema di acquaponica, o è solo un accessorio? Puoi rispondere a te, Johnny? Sì, assolutamente. Anche al settore proprio dell'iticoltura si sta già pensando, parlando proprio anche con le istituzioni di ricerca, di abbinare sistemi di idroponica, quindi creare un sistema di acquaponica proprio per evitare quello che è il problema legato all'emissione in ambiente di acqua fertile, che crea chiaramente un impatto. Quindi può diventare non solo una necessità di ridurre l'impatto ambientale, ma può anche diventare un'occasione economica per unire entrambi gli aspetti. Sì, no, beh, intanto complimenti, insomma, perché vedere 3 giovani che hanno voglia così di darsi da fare su questa materia ambientale, insomma, vi faccio veramente i complimenti per la passione e per la preparazione comunque che avete. E abbiamo qui anche il dottor Casoni, che è del Consorzio Acque Risorgive, che ha voluto essere presente, insomma, perché anche ovviamente lui è interessato a questo. La domanda è questa: dal punto di vista economico, no, che ne avevamo parlato anche prima, state facendo un po' di verifiche, di sperimentazione, capire un po' dal punto di vista economico se è sostenibile o comunque quanto è sostenibile
tenendo presente dell'impatto zero, insomma, che avete sull'ambiente e anche della qualità del prodotto. Sì, allora rispondo io a questa. Sì, allora stiamo investigando molto, come giustamente parlavamo prima, coltivare in acquaponica, abbiamo un prodotto d'eccellenza, abbiamo un prodotto qualitativamente superiore, abbiamo un prodotto di impatto zero, ma costa farlo e quindi ha un costo che chiaramente poi si ripercuote nel prodotto finale, no? Chiaro che il consumatore attento, che vuole bene al pianeta, che vuole risparmiare, è disposto a spendere, ma non tutti magari anche hanno la possibilità economica di poter scegliere un prodotto sano, diciamo, però a un prezzo, diciamo, impossibile per le loro tasche. E quindi da qua partiamo già con anni prima di pensare a creare una filiera d'acquaponica che attualmente non esiste a livello mondiale, quindi pensare nel creare tanti piccoli agricoltori come noi, ok, che si uniscono tra di loro e insieme riescono a raggiungere l'obiettivo comune di poter vendere, di poter attaccare quello che è il mercato con un prodotto, diciamo, di eccellenza, perché parliamo di un prodotto d'eccellenza, però essere in grado di appunto raggiungere il mercato anche internazionale. E chiaramente adesso per una piccola azienda come quella mia o come quella di Johnny stiamo vedendo che l'unica maniera di sopravvivere, diciamo, è quella di trasformare i prodotti. Il prodotto trasformato chiaramente dà un surplus economico al prodotto, però diciamo questa è una soluzione tampone, no? Quindi l'idea è proprio quella di proseguire con questa idea di filiera e chiaramente ecco che lancio un appello anche alla Regione Veneto e siamo apertissimi nel discutere assieme perché questa è una cosa che va sicuramente discussa assieme e dalla nostra esperienza, comunque anche l'esperienza delle associazioni di categoria e della Regione, credo che riusciremo ad arrivare ad aprire una filiera sostenibile e che può davvero fare la differenza a livello anche del pianeta, oserei dire. Posso fare un appunto? Ecco, è stato fatto uno studio a livello anche internazionale per capire quanto era il livello di prezzo maggioritario che doveva avere questo sistema e a livello internazionale si conviene, anche noi abbiamo a grandi linee verificato, che si parla di circa un 20% in più, che è quello che permette di assorbire quello che è il costo di investimento dell'impianto. Anche se però devo notare che, visti gli incrementi anche di energia che sono stati negli ultimi tempi, abbiamo visto quasi un allineamento dei prezzi e infatti ultimamente il fattore diciamo problematico legato alla vendita non è neanche più il prezzo, proprio perché abbiamo dei prezzi abbastanza allineati, è un po' dovuto al fatto che noi, avendo aziende piccole legate anche alla stagionalità, spesso non abbiamo tutti i prodotti che magari per semplicità un ristoratore pensa di venire da noi e di trovare. Ecco perché c'è la necessità di fare rete, proprio perché facendo rete una o due aziende si specializzano in alcuni prodotti e fare rete permette di avere tutta la quantità e la tipologia di prodotti che necessitano. Sì, c'è anche un altro problema che l'avete sottolineato, la cultura che bisogna diffondere nel consumatore. Perché una delle cose che ha colpito molto la nostra agricoltura, soprattutto quello delle piccole imprese, è il fatto che il consumatore deve capire che il prodotto buono ha un costo, c'è poco da fare, e che mentre l'ente pubblico deve capire che il prodotto cattivo che arriva nelle tavole, come il cibo spazzatura, così diffuso in altre nazioni, determina sì, un risparmio nella spesa, ma un aumento del costo della sanità, cioè, che sono prezzi, cioè tutto quanto. Poi faccio una battuta perché la prima volta che ho visto l'acquaponica è stato nel 1995 a un padiglione della Biennale Israele. Aveva fatto il padiglione e producevano cetrioli in una quantità industriale, per cui erano costretti a regalare a tutti gli altri padiglioni, agli stendisti, ai giornalisti, a chi passava, cetrioli, perché lui sapeva più dove metterli, perché ogni giorno il produttore veniva fuori. Ecco, cosa
cioè che pensavo a quanto stavate dicendo prima. Se non ci sono altre domande, credo che il consigliere, che ha una sensibilità sia rispetto al mondo agricolo, sia ai temi ambientali, possa darvi una mano proprio. Prego, prego. Una domanda molto veloce, mi ha incuriosito. Chiedevo a Matteo se l'idea di fare questo orto, diciamo così, domestico è un'idea oppure realizzabile, perché è geniale. Cioè, il fatto di giustamente puntare a fare rete su larga scala per quanto riguarda la produzione magari anche intensiva, il fatto comunque di poter fare una struttura snella, verticale, che occupa poco spazio a livello domestico, che ognuno possa avere la vaschetta di pesci con la possibilità di coltivarsi quella produzione domestica che può essere l'uso tipico di una famiglia, diciamo 3-4 persone, per me è un'idea geniale. Quindi chiedevo se era solo un'idea, un'ipotesi, visto che c'era anche la foto, o se è una cosa su cui ci credete e si può portare avanti. Beh, sì, sono stati realizzati dei prototipi funzionanti e la nostra idea era proprio di diffondere anche questa tecnologia alle famiglie, quindi non solo agli agricoltori, ma anche che ognuno avesse il proprio impiantino in casa che vede proprio da dove nascono le verdure. Quindi tutto il progetto è stato anche dimensionato per essere utilizzato, ecco, da anziani, come dicevo prima, e soprattutto anche scalabile, quindi può essere dimensionato se si ha una famiglia più o meno numerosa. Sì, e se posso fare un appunto, una piccola... prima stavamo parlando di un'azienda giovane, no? Che è nata da questi 3 giovani, ma in realtà la nostra, quasi dai, io non sono ancora giovane per adesso, che siamo stati bravi anche e fortunati a circondarci anche di persone che sono anche nascoste qua tra il pubblico, persone sia estremamente giovani che anche persone un po' più diversamente giovani, tra cui uno di loro è anche il coideatore del famoso orto a petalo, e quindi siamo stati in grado di, o meglio, l'universo ci ha donato tutte queste persone meravigliose che stanno dando tutto per portare avanti questa idea. Ecco, era doveroso fare questo ringraziamento e chiaramente incluse anche le famiglie di tutti che hanno dato il 100%. Ecco. Perfetto, io non ho altro da aggiungere, quindi ancora, So che Andrea è una persona che vorrebbe chiamare sul palco, no? In particolare. Vorrei chiamare tutti. E prima parlavi di una persona non più giovane. Sì, no, in realtà sono 2 qua, i non più giovani. Beh, invito a venire un po' tutti, se posso chiamare nel palco. Beh, il signor Zorzi Sandro, Antonio Mussato e la giovane Erika. Prego. Venite. questi salti, cose. Dopo... questo ovviamente è solo una piccola parte della squadra, ma tutti fondamentali. Erika, prego, faccia anche un piccolo saluto. Antonio? Ah, ok. E ora prima... No, ma tutti quanti insieme. Dai. Stai a fare i timidi. Ecco qua. Li presento un po' io. Abbiamo Sandro, mio papà, e chiaramente manca parte della famiglia che è restata a casa e che comunque ci continua a supportare. Come vi dicevo, membri del team come Erika, dalla più giovane, a Antonio, il più saggio, e quindi esatto, e che però ci aiutano, ci supportano e credono fermamente in questa realtà, nell'acquaponica, e soprattutto nel poterla diffondere. E ringrazio soprattutto anche gli enti comunali che ci appoggiano, perché quando c'è una difficoltà o quando abbiamo anche un problema, possiamo sempre appoggiarci in chi può portare la nostra voce dove effettivamente si prendono le decisioni di cambiamento. Quindi grazie a tutti quanti. Io vorrei allargare
che mettano a disposizione la loro esperienza ai giovani, altrimenti cosa serve l'esperienza? Non serve a niente. Quindi in tutto questo è difficile comunque dialogare con i giovani, perché hanno le loro idee, vanno appoggiati, vanno seguiti. Non è che bisogna insegnare tanto, vanno seguiti. Certamente quando sono arrivato in questo, da Johnny, perché abbiamo iniziato da Johnny che ci conosciamo da tanto tempo, e diciamo le idee anche mie collimavano abbastanza. Ho visto che questo era il futuro. Ovviamente ho detto qui ognuno porta del suo, di quello che sa. Quindi il discorso dell'handicap, degli anziani, di queste cose qua, di cui io mi occupo, perché mi sono occupato anche di case di riposo, no? Di RSA non autosufficienti, con grossi... il Petano nasce anche un po' da questa esperienza, perché l'avevo già ideata al tempo di Sacconi, quando ero ministro. Quindi non parlo di una forma o di una cosa di adesso, ma di parecchio tempo. Cosa che poi non ho voluto proprio regalare ai politici, perché io ce l'ho su coi politici, sono sincero, cioè è schietto, cioè da buoni tecnici non possono dire se il verde è verde, il nero è nero, il rosso è rosso, cioè io non ho nerastro, verdino, verdastro, cioè questo è chiuso, cioè quindi non ho lì nel cassetto che adesso con Johnny esploderemo e porteremo avanti, in cui verrà inserita anche l'acquaponica, perché ho aspettato, perché è tutto un discorso molto grosso ed è pronta, è lì nel cassetto, la ideeremo, perché ci deve essere questa unione. Quello che manca nella società oggi è un discorso culturale, come diceva prima giustamente. Il flower system, chiamato come volete, del Petro, nasce proprio per creare una cultura, difatti lo divulgheremo, questo è cosa che parlavamo con Johnny e con Andrea, verrà divulgato a livello di scuole, di asili nido soprattutto, si comincia da lì, e poi portare per esempio in questa realtà, diciamo, di case di riposo SSA, uniamo i vecchi ai giovani, perché io ho i ricordi da bambino, io mi ricordo quello che mi ha dato mio nonno, non mi ricordo quello che mi ha dato mio padre, cioè proprio perché considero che il vecchio sa tutto, il papà pensa di sapere. Cioè, questo l'ho copiata da un foglio che c'era fuori a Padova, da un portone che un bambino ha messo, quindi l'ho fatta mia questa cosa. Quindi avvicinare, perché il vecchio chiaramente si dà forza vedendo il giovane, e il giovane deve ascoltare il vecchio, perché accorcia i suoi tempi di crescita anche, tra parentesi. Cioè, questa è una cosa molto molto importante. Quindi il disabile per noi sono già pronti questi qua, li abbiamo già montati, ideati, 1, 2, 3 noi a mano, cioè li abbiamo provati, testati, funzionano, possono solo ampliabili. Io penso che quello sia il prodotto, aggiunto giustamente una genialata, che sia il prodotto che reggerà tutto il resto. Io ne sono convinto, quello che ci preoccupava, siamo andati anche a vedere, certamente che per fare questo tipo di discorso io ho paura, più che altro di essere in grado di consegnare, perché quando non si è più in grado di consegnare, perché non ne hai la capacità, non ne hai la forza, ovviamente salta il palco, perché alla fine dobbiamo pagare i fornitori, dobbiamo pagare le cose. Quindi ben venga questo, la filiera è nata anche con questo discorso, cioè bisogna servire gli alberghi, bisogna contattare esempio realtà, con le esperienze che ho anche alberghiere. Chiaramente gli alberghi hanno bisogno di avere un punto di rifornimento a chilometro zero, non ce l'hanno, quindi fare i contatti con queste realtà, di unire, diciamo, gli albergatori, l'associazione albergatori, andare a parlarci, dargli un punto ogni 50 chilometri praticamente dove ci sia questa cosa, e che siano collegati tra di loro. Poi la cosa bella è che è allo studio, loro non l'hanno anticipata, ma l'anticipo, posso anticipare, cioè quel discorso che ha fatto anche Johnny, la trasformazione. Cioè, quello che è spesa, ragazzi, va trasformato in resa, cioè quello che non va venduto va trasformato e quindi monetizzarlo. Questa è la cosa più importante, perché la monetizzazione è dura. Questa è esperienza, diciamo, di cantiere, non ci sono per eliminare le spese. Questo è l'importante, da un difetto fare un pregio. Questa è la filosofia, penso che i ragazzi hanno già adottato anche nelle loro cose. Sono capaci
e quindi vanno sostenuti, anche se tante volte ci si arrabbia perché noi ci arrabbiamo in continuo, cioè sono... Come qui nonni, state in radio. È così, cioè, io gli ho detto ragazzi, io voglio solo relazioni scritte, non voglio più, io i social con i telefonini non li considero nemmeno, perché quando scrivete gli appunti, quello che ci siamo detti e quant'altro, ricordatevi che è una firma e mentre scrivete pensate e ve lo ricordate, altrimenti non vi ricordate nulla. Spero che facciano, insomma, la mia è un invito alla critica. Io chiederei al consigliere e al sindaco, all'assessore, di salire con loro, facciamo una bella foto di gruppo nel nome che il futuro ha radici antiche. Questo, guardi, veniamo da una storia, siamo fatti di storia. Ecco, guardate che Sì, non lo dicevo io, ma Visto che abbiamo parlato di disabili, vorrei anche Ornella qui tra noi. Che la nostra assessore è sociale. perché assessore è sociale, non per altro. E il presidente dell'associazione trattoristi di Fratte, Filippo Cagnin, che è qui tra noi. sì. La scala. Noi, scusate. Attila, ci sei, bravo.